I giochi che facevate nel periodo di San Giovanni? Ah, i giochi di San Giovanni erano i giochi dei fuochi, e con il legno del fuoco di San Romadura ci facevamo su Santuanni, diciamo, si scambiasse su i bastoncini e gommai, se sa vista di Dio, sa vista Santuanni, gommai e varriso, sa di su giudizio non rago scontos, e dal giorno eravamo compari, devroisi, quando facevamo i fuochi i fuochi di San Giovanni, no? E quello era... Come venivano fatti questi fuochi? I fuochi si raccoglieva il giorno di Corpus Domini, San Romadura benedetta, e si faceva con San Romadura. Poi, man mano che i fuochi si spegnevano, aggiungevamo al suono dell'Ave Maria, alle 8 di sera si accendevano, sino a che non finiva San Romadura. Questa era sacra. Che le ricordo? Altre tradizioni ce ne sono state molte, tra il falò, che anche quello era una cosa. Poi quando mia mamma ci diceva, quando ritornate a casa portatemi un coso perché era benedetto, il prete prima di accenderlo andava a benedirlo, il falò, e ci diceva portarmi l'unzione. E quando abbiamo sfasciato la casa, buttato giù la casa vecchia per fare la casa nuova, e sull'illuminare il sabato mi sono dato un'unzione chiuso, un pezzettino di legno perché non si tocca, è una cosa, no, era così, una tradizione, un simbolo per un particolare antico che si è conosciuto, tramandato da sempre, come quando c'è la Pasqua, il giorno di Passione, si benedice il fuoco, e l'acqua, si porta a casa una bottiglia di acqua benedetta, si porta anche lì un tizzonino di legno, un tizzone per portarlo a casa.